Di certo noi proseguiamo, continuiamo su questa strada della verità. È vero, siamo piccoli, siamo magari anche pochi, ma certamente siamo tosti, siamo determinati comunque ad andare avanti. Una cosa voglio dirvi, se avete dei figli, soprattutto se sono in età delle elementari o delle medie soprattutto, guardate, leggete i loro libri, leggeteli, cercate di capire quanto viene scritto sulla storia locale, su quello che è l'aspetto della cultura locale, cose che realmente gli appartengono, cose che realmente gli vanno a segnare l'esistenza di tutti i giorni. Soprattutto i giovani, i ragazzini, vivono l'entità locale come una cosa importante, con la quale devono crescere. E mi domando, cosa ci sarebbe di così sbagliato nell'essere orgogliosi di essere veneti, di essere polesani? Perché questo noi dobbiamo essere, e se noi arriviamo a conoscere la nostra storia, la nostra cultura, non avremo altra via che essere orgogliosi di quello che siamo ora e di quello che siamo stati. Quindi vi invito, guardateli quei libri, sfogliateli, appassionatevi, guardate con loro, fategli vedere, fategli conoscere altre cose che non vengono insegnate. Se conoscete insegnanti, cercate di ragionare anche con loro. Alla fine stiamo parlando di una cosa sacrosanta. Fategli vedere semplicemente Rovigo com'è, fategliela scoprire con occhi diversi. Lì ad esempio abbiamo una piantina di Rovigo del 1700. Era una città bellissima, si è totalmente stravolta, però ancora si vedono quei segni. Fategliele scoprire queste cose, appassionateli a quello che è stato e a quello che è cambiato. Riscopriamo il nostro vero sentimento di identità. Questo noi dobbiamo cercare di fare. Dopo le conseguenze non potranno altro che essere positive. Ora, una ragazza qua che ha avuto un'idea brillante per quanto riguarda il 1866 ha fondato un comitato qualche mese fa, appunto dedicato a questa operazione verità, a cercare di far conoscere a tutti, per quanto i nostri mezzi siano limitati, far conoscere questo aspetto storico fondamentale che noi dobbiamo per forza conoscere e sapere, per capire cosa siamo oggi e perché siamo trattati così. Ora passo la parola ad Ilaria, che appunto siamo tosti e determinati. Lei è una ragazza che corrisponde pienamente a queste caratteristiche. Grazie. Beh, allora io sono quasi in imbarazzo perché dopo i relatori che ci sono stati, in realtà, appunto, io sono contenta di essere qui, sono stata chiamata da Raise e sono stata chiamata perché in realtà il tema di quest'anno è il 1866, non è che io abbia avuto un'idea chissà che geniale, semplicemente il 150esimo e abbiamo detto ma quante volte capita un 150esimo, usiamolo bene, e usarlo bene significa in realtà avere l'occasione per spiegare che cosa è successo 150 anni fa. Quindi il motivo di questo comitato è proprio questo, sfruttare questo anno per rendere consapevoli i veneti di quello che è accaduto ai loro nonni. E il comitato non è nulla senza altre associazioni, quindi in realtà è semplicemente un modo per poterne parlare. Volevo chiedervi, visto che adesso sono le 10 passate, 10 e mezza, volevo chiedervi come mai siete venuti qua stasera? Cioè, tipo, perché volevate sapere, perché siete curiosi della storia? Non so, per la storia. Per la storia. La signora Lacfa, perché ho visto una locandina interessante, perché Raise di solito fa cose belle. Non lo so, cioè avete, diciamo... Per sapere la verità. Per sapere la verità? E già sarebbe, no, già vorrebbe dire sapere di essere stati ingannati, perché non è mica detto che ci sia nemmeno questo. Per guardare il futuro in maniera più ottimistica. Quello mi piace. Ho sentito solo storia, quello mi piace. Pessimismo e non ho sentito prospettive per il futuro. Noi dobbiamo preparare il futuro e i nostri figli. Ecco, allora, Questa base che bisogna... Esattamente, in realtà, se ci pensate bene... Allora qua siamo già molto con le idee molto chiare. In realtà, prima di arrivare alle risposte,
La cosa interessante sono le domande che ci poniamo, le risposte poi le dà ciascuno di noi. Ma il motivo per cui si studia storia, in realtà, è per avere una lettura saggia di ciò che sta accadendo nel presente e una visione chiara di quello che può essere il futuro. La storia serve a questo, al di là di quelli che possono amare, diciamo, mettere il naso dentro i libri. La storia serve a questo, a sapere chi si è, così sai dove puoi andare, quindi ad avere una lettura di quello che succede e di quello che potrebbe succedere. Quello che abbiamo sentito stasera, l'emigrazione, di cui parlava per esempio il presidente di Raise, se ci pensate bene, è un fenomeno che adesso noi stiamo vivendo al contrario, in maniera massiccia. 150 anni fa e rotti erano i nostri ad andare via. Allora le cose tornano e ritornano, ci sono delle modalità diverse forse che fanno la differenza, no? I nostri, per esempio, nel mondo sono stati ricordati come una buona emigrazione. Io mi ricordo la sindaco di Erechim, che è una cittadina, 90.000 abitanti, del Brasile, che quando ha accolto la delegazione di Veneti, siamo andati a trovare le comunità venete nel mondo, ci ha stretto la mano e vi giuro mi sono venuti i penotti così, ha detto noi dobbiamo ringraziare la vostra gente, cioè aveva identificato nell'emigrazione veneta il nucleo che aveva fondato Erechim. 100 anni prima Erechim era mato, era foresta, ok? È diventata quello che è diventata per l'emigrazione nostra, che è una modalità di emigrare completamente diversa da quella che magari adesso viviamo qua. Quindi sapere come sono stati i nostri emigrati potrebbe farci riflettere e pensare come noi vorremmo e dovremmo pretendere che siano gli altri immigrati, no? Quelli di oggi. Questo significa sapere la storia. Parlando di immigrazione una cosa, parlando del 1866, inteso proprio cosa è accaduto quell'anno, il sapere che siamo stati ingannati ovviamente può fare, comunque fa venire fuori una sorta di reazione. Però in realtà, al di là del concentrarsi sul fatto che siamo stati ingannati, la cosa interessante è che in quell'anno là i veneti, in maniera diciamo un po' maldestra, perché dopo c'erano le 2 urne, perché dopo erano guidati e tutto quanto, in maniera un po' maldestra, ma i veneti quell'anno hanno esercitato il diritto di autodeterminazione. Era stato fatto e un po' mischiate le carte, ma di fatto la cosa interessante di quell'anno là che dobbiamo tenerci in mente è che ai veneti è stato chiesto: volete stare con l'Italia, con il Regno d'Italia? Allora, il motivo per cui è interessante venire a serate così è perché queste domande fatte 150 anni fa in realtà possono diventare un patrimonio di oggi. Quella domanda fatta allora può, in maniera assolutamente accettabile, diventare la domanda di un Veneto oggi, della serie: vogliamo ancora rimanere in Italia o per caso non vogliamo qualcosa di diverso? Allora, quello che si propone il comitato è quello di far conoscere ciò che è successo, ma soprattutto di far riflettere le persone sul fatto che gli scenari non sono sempre guidati, non siamo dentro una scatola, siamo noi che dobbiamo farci le domande giuste per poter poi rispondere nella maniera che vogliamo noi. Allora, riprendo e cito un pensiero che mi è rimasto molto impresso del come mai si fa cultura. Mattia lo diceva chiaramente, noi abbiamo tanta cultura e dobbiamo diffonderla, e prendo un pezzettino di un discorso che Giovanni Paolo II ha fatto all'ONU ancora nel 1995. Se non l'avete mai letto, andatevelo a leggere, perché è una cosa che allarga il cuore. Parla del diritto dei popoli, dell'autodeterminazione del diritto dei popoli. E in un passaggio dice: il diritto all'esistenza implica naturalmente per ogni nazione anche il diritto alla propria lingua e cultura, mediante le quali un popolo esprime e promuove quella che direi la sua originaria sovranità spirituale. La storia dimostra che in circostanze estreme è proprio la sua stessa cultura che permette a una nazione di sopravvivere alla perdita della propria indipendenza politica ed economica. È questo il motivo per cui Raise fa cultura, per permettere ai veneti di superare questo momento nel quale noi non siamo liberi come lo eravamo e permetterci di farci riflettere e magari di arrivare alla conclusione che potremmo di nuovo essere artefici del nostro destino. Lo siamo stati per tanti anni, potremmo assolutamente tornare ad esserlo. Ah beh, le parole sante sono queste. Non devo dire più niente, la riflessione arrivava a margine appunto di questi bagni di cultura. Io vi invito a diffondere queste occasioni. Avete con voi un libricino che dice
2H in croce su quello che è successo, ma l'abbiamo fatto proprio perché si possa perlomeno diffondere un po' di conoscenza di queste cose. Quindi diffondete anche la possibilità di partecipare a queste occasioni. Il 21 e il 22 di ottobre per il Veneto quest'anno sarà un 150esimo. Allora ci potrà essere chi vorrà pensare di festeggiarlo come qualcuno nel 2011 ha pensato di festeggiare qualcosa da altre parti d'Italia, però in realtà noi dobbiamo pensare di celebrarlo, e celebrarlo non significa per forza festeggiare, celebrarlo vuol dire memorizzarlo, farlo diventare patrimonio dei veneti. Quella data lì è la data in cui noi abbiamo perso la libertà, di fatto l'avevamo già persa, ma insomma è stato ufficializzato il nostro, in questo momento, destino italiano. Allora dobbiamo riappropriarci di queste date, perché in queste date è giusto fare queste riflessioni. Io vi propongo, se vi abbiamo un po' toccato questa sera con queste informazioni, di andare sul sito del comitato, è scritto comitato 1866, l'ho scritto anche in grande, eccolo qua, comitato 1866. Se pensate che vi interessa, che potete dare una mano perché, come dire, vi interessa che quest'anno possa diventare fondamentale anche per altri veneti come noi, iscrivetevi, così noi vi possiamo mandare anche le informative su ciò che facciamo e soprattutto su quello che faremo il 21 e il 22 di ottobre. Io ho finito, vi ringrazio e ringrazio tantissimo Raisi Veneti.